se vanno avanti così a un certo momento le cose con questo degrado qua devono levare via anche le banchine eccetera insomma. Se Gentilini le panchine le aveva levate per il degrado dei giardinetti di via Roma, qui Manildo dovrà levarle per l'incuria della sua amministrazione. E questa è l'accusa del nostro telespettatore comproprietario di questa lottizzazione dimenticata da Casugana. Siamo a Monigo, tra via Bassa e via Risorgimento, 2 passi dalla chiesa. Qui doveva sorgere un piccolo complesso di villette che la crisi immobiliare ha bloccato. Ad essere completate invece le opere di urbanizzazione chieste dal comune ed ora di proprietà di Casugana, ovvero siepi, pista ciclabile, roseti, alberi e relative panchine, ora in stato di abbandono con le assi a rischio rottura indebolite dall'acqua. Quanto avete speso per le opere che vi hanno chiesto? È circa un 300.000 euro, forse anche qualcosa in più. In particolare la siepe, quanto le è costata? La siepe è circa un 10.000 euro, forse anche più. Che è praticamente morta, colpita da un insetto che era facilmente eliminabile. Ora il comune vuole cambiarle tutte, questa volta a spese dei contribuenti, così come per i roseti pretesi dagli uffici tecnici ed ora rinsecchiti. Ma perché non viene data acqua, ad esempio, alle rose? Molto probabilmente perché non hanno fatto l'allacciamento, malgrado noi abbiamo fatto l'impianto di irrigazione e quant'altro. Per non parlare degli erboni che limitano pericolosamente la visuale ad automobilisti e ciclisti, fino ad arrivare ai cestini dove non c'è più spazio e le deiezioni dei cani fanno bella mostra di sé ai passanti. Tutte opere, lo ripetiamo, pagate dai titolari di questa lottizzazione di circa 6.000 metri quadri ed ora di proprietà del comune di Treviso. Io chiedo soltanto che intervenga, perché ormai è già tardi, ma che intervenga a sistemare questa cosa, perché non è possibile che si possa andare avanti dal 2011, quando le opere sono state consegnate, andare avanti fino al 2016, siamo quasi al 2016, e le cose sono in fase di abbandono.